Corriere del Veneto, giovedì 30 dicembre 2021. La buona partenza del PNRR. L'Italia rispetta l'impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine di quest'anno, 2021, per presentare la domanda di pagamento della prima rata del rimborso pari a 24,1 miliardi di euro. Si legge questo nella premessa della relazione sullo stato di attuazione del PNRR, a firma di Mario Draghi, presentata il 23 dicembre 2021. A dire il vero, il risultato era nell'aria, perché lo scorso 18 novembre, nel dossier di monitoraggio degli interventi del PNRR, preparato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, si leggeva che ben 41 dei 51 obiettivi erano già stati centrati. Se si considera che il Consiglio dell'Unione Europea aveva approvato il PNRR italiano lo scorso 13 luglio, vuol dire che la squadra di governo, in primis il suo leader, è stata fulminea nelle proprie azioni fin dal primo giorno, dimostrando di avere marcato orientamento al risultato e piena consapevolezza delle leve da azionare nella macchina amministrativa. Ciò detto, serve una visione strategica ed equilibrio per dare il giusto peso a questo plan, ed è anche necessario saper raccogliere, elaborare, analizzare e interpretare alcuni segnali deboli che da qualche mese, quasi in sordina, sono apparsi nel dibattito. Tra i 51 traguardi raggiunti ce ne sono 35 che riguardano l'entrata in vigore di leggi quadro, decreti legislativi, attuativi ministeriali, legislazioni speciali attuative, regolamenti e atti giuridici. E altri 4 sono relativi a norme per la definizione di politiche di investimento. È come dire che il lavoro fino a qui compiuto ha creato l'assetto istituzionale adeguato per avviare i cambiamenti che disegneranno l'Italia del futuro. Per passare all'esecuzione del piano, però, non basteranno né l'aver completato la legislazione primaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR, né l'aver completato l'assunzione dei 1000 esperti per l'attuazione del PNRR. Si tratta dei traguardi numero 47 e numero 48 della relazione citata in apertura. I processi formali di esecuzione della strategia del PNRR disegnati dal governo dovranno essere accompagnati dall'allineamento di tutta la filiera degli attori pubblici e privati coinvolti per dare concretezza ai piani, in termini di organizzazione dei processi, formazione delle competenze, coinvolgimento delle maestranze. Entro il 2026, e quindi in 5 anni, l'Italia riceverà e dovrà spendere i 191,5 miliardi del PNRR, di cui 122,6, è bene ricordarlo, da rimborsare, per portare a termine una serie di trasformazioni e transizioni che cambieranno l'economia, il lavoro e la società per i decenni a venire. Il nostro vero nemico sarà il tempo. 5 anni sono davvero pochi. C'è il rischio di pretendere troppo da tanti in tempi compressi, di privilegiare progetti di corto respiro e di accumulare un debito insostenibile. Prendiamo l'esempio della transizione ecologica e della mobilità sostenibile. Un'elaborazione da Tarum su dati FIM-FIOM-WILM, pubblicata sul Corriere della Sera il 22 novembre, stima che già nel 2023 ben 5.000 persone impegnate nella produzione di motori diesel perderanno il lavoro. Sullo stesso tema, il vicentino Federico Visentin, presidente nazionale di Polarmeccanica, ha detto: non possiamo farci carico dell'intera transizione ecologica da soli, pensando al sistema delle imprese. La pressione è troppa e a rischio ci sono oltre 70.000 posti di lavoro. Di tali posti, 20 novembre. Per superare questo impasse, ovvero per scongiurare il rischio che il flusso di risorse disponibili non possa generare le transizioni volute per mancanza o insufficienza di competenze, servono progetti di sistema che tengono insieme imprese, istituzioni territoriali, maestranze e società civile, che siano in scia delle transizioni del PNRR, ma che si proiettano nel medio-lungo termine, ovvero dopo la scadenza del 2026. Nell'automotive il modello di riferimento è la Motor Valley emiliana, in cui grandi imprese, politiche regionali e modelli formativi coraggiosi stanno cavalcando il futuro. Questa stessa impostazione guida il lavoro del Comitato Tecnico Strategico per l'Economia di Veneto Sviluppo, che ha individuato alcune traiettorie tecnologiche che da un lato valorizzano le filiere produttive e le competenze di oggi e dall'altro indicano i processi per accompagnarne lo sviluppo e per disegnare il futuro del Veneto ben al di là della scadenza del PNRR e quindi ben al di là
della scadenza vicina, forse troppo vicina, del 2026.